Proteste, dimissioni e contestazioni, che non sarebbe stato facile, Mario Monti lo aveva detto, spiegando che quella delle liberalizzazioni è una materia delicata, complessa e soprattutto finora mai toccata. Il primo via libera del Senato al decreto Cresci Italia è arrivato con un voto di fiducia su un maxi emendamento che di fatto ha recepito in toto le modifiche della Commissione Industria. Tempi stretti per l'approvazione definitiva alla Camera, ma sul tavolo resta soprattutto la rivolta delle banche, con le dimissioni dei vertici dell'ABI che mettono sotto accusa il divieto di commissioni, quell'articolo 27 bis definito dal presidente Giuseppe Mussari la goccia che ha fatto traboccare il vaso, un testo modificato con il giallo di una frase saltata. L'emendamento infatti si riferisce ad ogni tipo di commissione anche oltre il limite del fido, testo originario che invece si limitava a circoscrivere la questione agli istituti inadempienti rispetto alle regole sulla trasparenza. L'esecutivo non ha ritenuto di modificare il lavoro emerso dalla commissione, ma, spiega il sottosegretario Catricalà, non si metterà di traverso se il Parlamento deciderà di risolvere il problema. Come dire, sia la politica a muoversi. Il PDL rivendica la schiena dritta delle istituzioni. L'ipotesi di una modifica viene sollecitata anche dal segretario PD Bersani. A rischio infatti potrebbero esserci, come conseguente reazione delle banche, miliardi di prestiti e un accesso ancora più difficile al credito. Per lo che è definitivo c'è tempo fino al 24 marzo e per questo alla Camera è pronto un tour de force. Finora sono stati 140 gli interventi sul testo iniziale, interventi che toccano non solo le banche, ma professioni, energia, assicurazioni, farmacie e Chiesa, e da affrontare ci sarà anche la Lega, agguerrita sulla tesoreria unica nazionale. Nel momento in cui si chiedono le risorse delle tesorerie, quindi dei risparmi, dei conti correnti degli enti, quindi regioni, comuni e province, per essere trasferiti dai territori a Roma, vuol dire federalismo morto. Prima non ci davano l'autonomia, adesso ci tolgono anche le risorse. A Montecitorio tutto è pronto per il forcing finale. Pier Francesco Ferrara, Sky TG24. Ed è tornato a far notizia ieri.